Commissario, oggi tante iniziative presentate qui alla provincia a sostegno del progetto di Agrigento Capitale della Cultura 2025 e in collaborazione con diverse realtà provinciali, tra cui diversi istituti scolastici. Ecco, se ci vuole aggiornare su quali sono le principali iniziative e anche il ruolo delle scuole, qual è? Allora, la provincia, lasciatemi chiamarla provincia, lasciatemi chiamare provincia perché è più semplice. La provincia non poteva essere assente a questa grande competizione che abbiamo di fronte. Agrigento 2025 è un obiettivo che è comune a tutta la cittadinanza e a tutti i comuni della provincia, quindi la provincia è parte integrante di questo progetto. Qual è la nostra idea? Abbiamo deciso di fare un'operazione che recuperi la lingua siciliana. Molti studenti non parlano più la lingua siciliana e così perdiamo un patrimonio culturale inestimabile. Non soltanto la lingua in vernacolo, ma la lingua che è tra la lingua italiana e la lingua siciliana. Non possiamo permettercelo. Quindi abbiamo ipotizzato un percorso di formazione per i docenti sulla scrittura creativa in lingua siciliana, anche in lingua siciliana, così che gli studenti che non parlano la lingua italiana e gli studenti che parlano poco la lingua italiana ma parlano di più la lingua siciliana si mettano insieme per creare testi teatrali, per richiamare l'attenzione di tutta l'opinione pubblica sull'importanza e sul valore che il dialetto ha, non il dialetto, la lingua siciliana ha per la cultura siciliana, ma non soltanto per la cultura siciliana, perché io non vorrei dimenticare, vorrei che tutti ci ricordassimo che la lingua italiana nasce a Palermo nel XIII secolo. Ci sono altre iniziative pure? Allora, tutte le iniziative si fondano su un percorso di formazione. Noi sappiamo che le scuole fanno sempre attività teatrale. Questa volta continueranno a fare attività teatrale, ma con una differenza: faranno un corso di formazione specifico e questi corsi di formazione, perché sono 3 corsi di formazione, saranno condotti da personaggi importanti, famosi, conosciuti e soprattutto, lasciatemi dire, bravi. Non li abbiamo scelti così casualmente, anzi li hanno indicati questi personaggi le scuole che collaborano, il comitato di dirigenti che ha redatto il progetto di attività. Si occuperà della scrittura del corpo, come la chiama lui, Gaetano Aronica, non devo presentarlo. Abbiamo scritto il programma, hanno presentato un programma di lavoro che è affascinante. Il secondo è Marco Savatteri, credo che sia una gioia averlo fra di noi, è un personaggio affermato. Il terzo è Volpe, che è stato un professore universitario, che insegna come dire, scrittura creativa. Quindi i 3 percorsi: la scrittura del corpo, la scrittura della musica in correlazione con i testi, la creatività e la teatralità, hanno dei grandi interpreti e i nostri docenti impareranno a fare quello che già fanno, ma con grande consapevolezza. Il suo istituto, come anticipava già il commissario, sarà il capofila di tutte queste iniziative che si andranno a organizzare in occasione delle future manifestazioni su Agrigento Capitale della Cultura 2025. In che modo, Presidente? Allora, la scuola che io dirigo è stata individuata come scuola polo perché chiaramente ci sarà la gestione poi delle attività di carattere amministrativo. Il valore aggiunto di questa progettualità, che è una progettualità di ampio respiro, è la rete che si sta realizzando tra le scuole di tutto il territorio provinciale. Le scuole, come diceva il commissario, realizzano all'interno delle proprie attività curriculari ed extracurriculari delle attività di tipo laboratoriale e nello specifico legate all'attività teatrale. Questa volta chiaramente proporremo un percorso di formazione di grande spessore ai nostri
nostri docenti, perché possano poi all'interno dei loro gruppi progettuali portare questo valore aggiunto. Il progetto avrà una durata triennale, per cui quest'anno ci soffermeremo sul percorso rivolto ai docenti, ma gli stessi esperti individuati come formatori dei docenti avranno anche un rapporto di tutoraggio all'interno dei gruppi teatrali che si costituiranno all'interno delle scuole, e il tutto dovrà concludersi con la realizzazione delle varie performance teatrali nelle scuole e soprattutto lo scambio degli alunni, che potranno in questo modo conoscere anche il territorio provinciale nel loro percorso di partecipazione alle performance delle altre scuole. Ecco, Assessore, una considerazione su questa iniziativa che vede la provincia a sostegno di Agrigento Capitale della Cultura 2025. Un progetto molto ambizioso al quale vogliamo partecipare attivamente come amministrazione, non solo dando il nostro sostegno e il nostro supporto, ma anche coinvolgendo le scuole ai nostri ordini di scuola, quindi le primarie e le secondarie primo grado, progettando insieme a loro una serie di attività che possano inserirsi all'interno di questo lungo progetto e percorso che è stato avviato per le scuole secondarie. Allora, quale sarà la sua funzione all'interno del progetto? Il progetto è diviso in 3 tranche e di queste 3 io mi occuperò soprattutto della parte teorica e storica. Si farà in modo di fare un focus sulla lingua siciliana, ma cercheremo di mettere nelle condizioni, soprattutto nel primo anno, nelle condizioni gli insegnanti di avere un metodo di insegnamento del teatro. Cioè, spesso nella nostra provincia si fanno gli spettacoli di fine anno. Il nostro compito è quello di dare un metodo preciso, tra virgolette professionale, che le nostre carriere testimoniano, quindi dall'idea alla sua realizzazione. Il progetto è ancora più importante perché attraverso i professori arriverà agli alunni, ma allo stesso tempo attraverso noi si forma anche quel pubblico, no? Che poi affollerà i teatri e avrà una capacità critica di usufruire del teatro in una maniera molto più consapevole. Quindi grandi meriti a chi ha pensato questo progetto. Ecco, lei ha deciso di partecipare a questa iniziativa, un'iniziativa sul teatro che ha però come fulcro importante la valorizzazione della lingua siciliana. Sì, assolutamente, già dai primi momenti in cui ci è stato proposto di aderire a questo progetto ho manifestato l'interesse per la partecipazione, perché ritengo che sia importantissimo e utilissimo far riscoprire ai nostri studenti, ecco, quello che è la lingua siciliana, per cui sono stata ben lieta di aderire. Ho fatto parte del gruppo di lavoro che ha materialmente redatto il progetto.